Beh, è molto curioso, veramente una visione totalmente differente. Noi siamo abituati, è così, quindi non ci fai neanche caso. Bello, però quello che mi colpisce è un po' il fatto del luogo comune, forse che in Brasile ci sia più violenza, più pericoloso, che magari sicuramente è così, abbiamo saputo tantissimi fatti incresciosi, ma tu sai che anche qua in Italia ce la caviamo purtroppo molto bene. Senti, c'è una questione di dialettica, insomma, delle domande proprio che ti Ti riguardano. sento? Ho sentito fino a c'è una Mi questione. senti? Allora stanno Sì, chiedendo, c'è Anna una... dice, Sì. scusa, si chiede, ma si possono fare qui domande in chat? Ma certo, vi ricordo naturalmente il nostro indirizzo che è questo, potete fare domande perché dice, sto parlando a un mio amico italiano e gli voglio dire come si dice presentatore. Uè, cosa mi state dicendo? Cose belle, mi auguro. Parlando di te, eh? Parlano di me, ma qua dovete parlare di Anna. Tanti complimenti, ho visto che comunque gli avete risposto, presentatore, quindi grazie a Roberto Carone, ma mi raccomando non mi dite cose brutte, solo complimenti vogliamo qua. E anche i vostri like. Bravissima, bravissima, Gabriele 981 dice Anna, mi raccomando, carica nuovi video, soprattutto sulla coniugazione dei tempi verbali. Danilo Gabriele dice Anna sei bravissima. Senti, Sì, però Gabriele. bisogna... Ah, Dicevo, scusami, dopo ti lascio parlare, bisogna essere comunque anche molto forti per quanto concerne l'italiano, anche grammaticalmente. Io sono un somaro spesso e faccio il conduttore televisivo, quindi chi mi ha messo qua è colpa sua, eh. E tu come hai preso anche la nostra grammatica che è molto difficile? A te la parola. veramente Emiliano, la grammatica italiana è un po', sì, essendo una lingua latina, è simile anche a quella brasiliana, anche a quella, la grammatica della lingua portoghese è difficile. Allora, ecco perché penso che forse per gli studenti di lingua latina, spagnolo, il portoghese, l'italiano sia facile, sia più facile da gestire e la stessa cosa il contrario. Penso che voi italiani avete molta facilità in imparare il portoghese appunto per questo. Magari la difficoltà dell'italiano in imparare il portoghese può essere anche può essere più forte nella questione di pronuncia, perché noi brasiliani che stiamo imparando l'italiano abbiamo un vantaggio che voi italiani parlate come scrivete e quindi se la parola finisce con la E, la parola si pronuncia la E. Se finisce con la O, noi no, la parola finisce con la O, se tu leggi e poi senti un brasiliano non è la stessa cosa tante volte. Quindi anche nei miei video cerco di Anna, puntualizzare. Ah, dimmi. c'è un nostro modo di dire che in pratica è questo, parla come mangi. E a volte si usa anche dire, insomma, parla in un modo ma scrivere in un altro non si capisce niente.